Il siciliano senza il mare non esiste. Anche chi va a vivere fuori dalla Sicilia, appena rientra, la prima cosa che fa è organizzarsi per andare al mare, perché per noi il mare è come la mamma. Già il solo fatto di vederli ti fa stare bene. Il mare è il luogo della sincerità, perché se nei contesti normali cerchiamo di vestire di nero perché il nero sfila, appena arrivati al mare togliamo tutte cose e la panza viene mostrata al mondo come una specie di trofeo. Oh, guarda che panza che c'è qua! C'è però anche chi la mostra con una giustificazione filosofica quasi da negazionista della pancia. Ma quale panza? Questa tutta aria, Noi siciliani però pensiamo che la nostra pancia non sia una vergogna, ma è solo la conseguenza del fatto che il mare stanca e smuove la fame. Infatti noi, essendo attorniati dal mare, abbiamo una stanchezza atavica e mangiamo di continuo. Dopo aver riempito la pancia, giustamente ci addormentiamo in spiaggia. Perché? Perché si sa, panza china vuole il riposo. Poi c'è la panza da birra. Questa categoria di soggetti la riconosci subito perché non tiene in mano una stuoia, ma un frigobar. Lui, appena arrivato in spiaggia, non apre l'ombrellone, apre una birra. Con la birra loro ci fanno di tutto, la usano come disinfettante e come abbronzante, stanno a mare a tempo determinato fino a quando finisce la birra, bevono prima di fare il bagno perché hanno paura che la birra si riscaldi e non si fanno il bagno se prima non si finiscono tutte le birre. Una volta finite le birre se ne vanno a casa, se è il caso, dimenticandosi pure di fare il bagno, ma loro sono contenti lo stesso perché il bagno non l'hanno fatto, ma sono tornati a casa bello ubriachi. C'è la categoria villeggianti in spiaggia, quelli che si fanno la casa con ombrelloni e teloni di cotone, una sorta di capanna che funge da casa di villeggiatura. Però la casa è bella arredata perché tu dentro ci trovi il tavolino, le sedie, la cassa per la musica, il frigobar e cibo che ci puoi sfamare un esercito, perché tanto come bagno c'hanno il mare. Poi ci sono quelli che non vogliono andare al mare, quelli che trovano sempre un problema, il traffico, il posteggio, il caldo. Insomma, ci sono persone che pur avendo il mare non lo sfruttano, ma ti dicono: io non ci potrei stare in un paese dove non c'è il mare. A un siciliano così sei autorizzato a mandarlo a quel paese, perché sono le stesse persone che tu arrivi al mare, stai entrando in acqua e ti dicono: oh, ma stai entrando in acqua, ma sei pazzo, l'acqua è ghiacciata, aspetta, magari verso mezzogiorno che si guarirà un pochettino. Ma a mezzogiorno una famiglia siciliana che si rispetti apre il frigobar e tira panini con la frittata, panini con la mortadella, panini, panelle e crocchè. Dopo aver mangiato, stai per entrare in acqua, lui ti ferma e ti dice: oh, ma stai entrando in acqua, ma sei pazzo, vedi che ti viene una cosa, devi aspettare almeno 3 ore. Allora tu che cosa fai? Aspetti 3 ore, dopo 3 ore stai entrando in acqua, lui ti ferma e ti dice: oh, ma che facciamo, andiamo, avvisa mattina che siamo qua, se continua così ci prendiamo una botta di sole. Queste sono le stesse persone che ti dicono: io non ci potrei vivere in un paese dove non c'è il mare. A un siciliano così sei autorizzato a mandarlo a quel paese, ma non in un paese dove non c'è il mare, proprio a fare in culo.